Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Si allarga l'inchiesta sull'uso dei fondi dell'ARS che vede indagato per corruzione il presidente Galvagno. Ora il caso da giudiziario diventa politico. Trafficanti di uomini arrestati a Messina, 5 tunisini che organizzavano viaggi per migranti. Maxi rissa ad Acireale, nel cuore del centro storico. Una trentina di ragazzi armati di spranghe, bottiglie e mazze da baseball hanno aggredito 2 egiziani. Per la polizia l'aggressione non sarebbe avvenuta per motivi razziali. Tempo di vacanze e anche di fregature, clienti spesso beffati da agenzie di viaggio senza scrupoli e con prenotazione online. A Ragusa spariti 17.000 euro, 2 denunciati per truffa continuata. Lotta agli sporcaccioni. A Catania, blitz della polizia municipale contro gli incivili. Nell'indifferenziato c'era di tutto, 150 multe a cittadini, uffici, banche e negozi. Non sei sola. A Palermo, associazione cittadini in sit-in per manifestare solidarietà alla procuratrice per i minori Caramanna, minacciata dalla mafia. È stata ad Acireale, ricco e variegato il cartellone degli eventi, tra musica, cultura e spettacoli. Si comincia domani. Lo sport, si avvicina all'apertura ufficiale del calciomercato e le squadre siciliane sondano il terreno, vanno a caccia di affari. Oggi a Trapani c'è attesa per l'udienza d'appello per la penalizzazione. Ancora buongiorno, allora apriamo ancora una volta con l'inchiesta che vede coinvolto il presidente dell'ARS Galvagno. Si allarga questa inchiesta sull'uso dei fondi proprio dell'ARS. Il caso da giudiziario rischia di diventare politico. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti in questo servizio di Manlio Viola. Sembra destinata ad allargarsi l'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo che vede fra gli indagati il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, dopo le notizie riguardanti i presunti incarichi conferiti da 2 imprenditori ai collaboratori di Galvagno e considerati parte di un accordo corruttivo dopo 2 contributi rilasciati proprio nei confronti degli stessi imprenditori. Arrivano altri benefit. Nelle contestazioni fatte al presidente dell'ARS ci sarebbero autovetture offerte in affitto gratuitamente, biglietti per concerti ed eventi ed altre utilità. Tutti semplici gesti di cortesia senza nulla in cambio, dice Galvagno nell'interrogatorio che lui stesso ha chiesto, ma indagati ci sono anche i 2 imprenditori oltre ai suoi collaboratori. In quell'interrogatorio poi sarebbero emerse anche alcune intercettazioni che non riguardano solo politici ma anche la sua più stretta collaboratrice, la portavoce Sabrina De Capitani, tanto che su alcuni passaggi Galvagno dice che chiederà proprio alla De Capitani e in generale ai suoi collaboratori spiegazioni. Ma la novità vera è un'altra, visto che di questa inchiesta si sa veramente poco. Tutto sembra partire da un'altra indagine, quella che ha portato allo scandalo sui fondi del turismo per le mostre a Cannes e sull'uso dei soldi per il progetto Sisili. Le intercettazioni partono da lì, ma poi portano altrove, fino ai fondi dell'ARS, a 2 anni di enorme mancette e chissà dove altro. Un caso che dunque tende a diventare politico, visto che tutte queste indagini finiscono sempre per coinvolgere esponenti di Fratelli d'Italia, vicende che cominciano a infastidire lo Stato Maggiore del partito a livello nazionale, tanto che la solidarietà a Galvagno ieri è piovuta da ogni angolo della Sicilia, ma nessuna nota è arrivata da oltre lo stretto. E adesso andiamo alle agenzie perché c'è una ultima ora. Il Baesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le 2 gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno domani mattina a partire dall'alba. Adesso invece andiamo a Messina, traffico di migranti. Questa è l'accusa con cui sono stati arrestati 5 tunisini residenti in Sicilia. Organizzavano viaggi in gommone tra le coste africane e quelle della nostra isola. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Un'organizzazione ramificata in tutta la Sicilia ma che aveva la sua base operativa nel messinese tra Capo d'Orlando e Patti e che era specializzata nel traffico di migranti tra la Tunisia e la Sicilia. Con l'accusa di immigrazione clandestina, i carabinieri dei comandi provinciali di Messina e Trapani hanno così arrestato 5 tunisini tra i 25 e i 42 anni. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Messina, ha documentato l'esistenza della banda che avrebbe stabilmente organizzato traversate in mare dietro compenso di denaro attraverso l'utilizzo di gommoni dalle coste tunisine a quelle siciliane.
Gli scafisti, non curanti della pericolosità delle traversate, si adoperavano al fine di far salire il maggior numero di migranti a bordo delle imbarcazioni. Accertato anche un episodio avvenuto lo scorso 12 giugno sulla costa trapanese, quando i 5 indagati avrebbero trasportato dalla Tunisia circa 20 migranti che dall'arrivo sulla spiaggia sono stati individuati e rintracciati dai carabinieri di Marsala e Mazara del Vallo. Gli stranieri, tutti tunisini, tra cui 2 donne e 5 minori, sono stati soccorsi e condotti presso il CPR di Trapani, ma così si è riusciti a delineare gli assetti e la ripartizione organizzativa dei ruoli dei singoli componenti. Tra gli arrestati anche il 31enne tunisino che lo scorso 9 marzo era evaso dal carcere di Barcellona. Ai 5 viene contestata anche l'aggravante della disponibilità di armi. Una notte di follia ad Acireale, una maxi rissa scoppiata nel cuore del centro storico tra una trentina di ragazzi che sono armati di spranghe, bottiglie ma anche di mazze da baseball ed hanno aggredito 2 egiziani. Secondo la polizia l'aggressione non sarebbe avvenuta per motivi razziali, ma saranno le indagini e video delle telecamere di sicurezza a fare luce sull'accaduto. Eva Spampinato. Le immagini dicono che siamo nel cuore del centro storico di Acireale, tra Piazza Duomo e Corso Umberto, ma la scena che commentiamo sembra quella di un film girato su un campo di battaglia. Spranghe, bottiglie e mazze da baseball, le armi di scena. Ma non è un film, è un video verità girato live poco dopo la mezzanotte di ieri da chi lo ha poi pubblicato sulla pagina Acireale Social. Una notte di follia di cui non si conoscono ancora i motivi. Si sa però che i ragazzi coinvolti nella maxi rissa erano 30 e se la sono presa con 2 ragazzi egiziani. Tutto davanti agli occhi di tanti clienti dei bar e dei ristoranti che in quelle ore affollavano i locali della Movida Cese. Proprio i clienti avrebbero evitato il peggio mettendosi in mezzo tra gli aggressori e le vittime. Secondo la polizia, che sta effettuando le indagini, l'aggressione non sarebbe avvenuta per motivi razziali, ma le indagini continuano per risalire ai motivi di così tanta violenza. Pronti per una crociera da sogno, ma i titolari dell'agenzia viaggi intascano i soldi e i clienti restano a terra. Le truffe nel settore dei viaggi non si limitano quindi solo al mondo online, ma si possono presentare anche in situazioni reali. È accaduto a Ragusa, dove i responsabili sono stati denunciati per truffa continuata. Veronica Barbarino. Immaginate di aver messo da parte dei soldi per una meritata vacanza. Andate in agenzia viaggi, scegliete una crociera e la pagate. Al momento di partire però arriva una mail dalla compagnia di navigazione che parla di cancellazione per mancato pagamento. Ecco l'amara scoperta, i soldi sono spariti. Accade a Ragusa, dove il sogno di un viaggio si è trasformato in un incubo per decine di clienti truffati. Un uomo di 32 anni e una donna di 38, titolari di un'agenzia viaggi, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per truffa continuata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i 2 titolari avrebbero intascato oltre 17.000 euro, ammettendo di aver trattenuto le somme e non averle riversate alla compagnia di navigazione, a causa delle difficoltà finanziarie dell'agenzia. Sono giunte allo sportello alcune segnalazioni da parte di cittadini e viaggiatori. Abbiamo riscontrato che sono stati effettuati dei pagamenti, degli anticipi, in alcuni casi anche molto cospicui, a fronte di biglietti e prenotazioni che in realtà si sono rivelate inesistenti. Cercheremo in tutti i modi di far recuperare non soltanto i pagamenti anticipati ed effettuati per le prestazioni non rese da parte dell'agenzia di viaggio, ma anche al fine di poter esercitare azioni di risarcimento del danno da vacanza rovinata. Nel corso dell'attività, inoltre, è emersa la denuncia di un ulteriore cliente. Aveva versato 5.000 euro per un viaggio, poi annullato senza motivazione valida da parte dei titolari. La posizione dei 2 indagati è ora al vaglio della Procura di Ragusa. Adesso a Catania, saccheggio selvaggio, l'offensiva della Polizia Municipale contro gli incivili. Nell'indifferenziato c'era di tutto, 150 multe combinate a cittadini, uffici, banche e negozi. Tonino De Mara. Un blitz in piena regola con decine di operatori della Polizia Municipale in Borghese per stanare gli incivili dei rifiuti. Catania dichiara guerra agli zozzoni che d'ora in poi dovranno tenere bene gli occhi bene aperti per non incorrere in pesanti sanzioni. 150 sono stati già beccati e dovranno pagare una multa di 333 euro. Non certo bruscolini. Nell'indifferenziato c'era di tutto e a cadere nella rete sono stati anche uffici e banche.
E la cosa che ci ha più sorpreso, diverse uffici, banche, assicurazioni, che anche ai supermercati che in dispregio dell'ordinanza non effettuano la raccolta differenziata, e su questo stiamo un po' svolgendo un'azione di controllo più puntuale. Ma cosa avete fatto? Controlli sacchetto per sacchetto? Abbiamo aperto i sacchetti e abbiamo visto che all'interno dei sacchetti c'erano dei rifiuti che invece non ci dovevano stare. Repressione e prevenzione, secondo il vicecomandante Blasco. Ed è stata importante proprio per far capire che la presenza della Polizia Municipale non è soltanto teorica ma veramente pratica. Il sindaco Tarantino è stato di grande impulso per questa operazione. Noi abbiamo tradotto quella che era la volontà dell'amministrazione. Senza divise e senza mezzi di servizio riconoscibili, 18 ispettori e agenti dell'ambientale hanno presidiato le arterie più frequentate e simboliche della città, da Corso delle Province a Viale 20 Settembre, da Corso Italia a Viale Gabriele D'Annunzio. L'obiettivo è liberare la città da montagne di rifiuti e soprattutto dall'illegalità. Adesso andiamo a Palermo. Dopo le nuove minacce di morte arrivate alla procuratrice dei minori Claudia Caramanna, questa mattina davanti al carcere Malaspina cittadini e associazioni come Libera hanno voluto manifestare la vicinanza alla procuratrice. Non sei sola, il messaggio arrivato da questo sit-in. Marco Gullà. Una manifestazione di affetto, di solidarietà nei confronti della procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna, minacciata ancora una volta di morte. L'ultimo episodio risale agli inizi di giugno, quando in un fascicolo è stato trovato un ritaglio di giornale con la foto di Giovanni Falcone e la scritta Caramanna, segnata con una croce grande e 3 piccole. La pioggia caduta sul capoluogo questa mattina non ha fatto desistere i tanti cittadini che davanti al carcere Malaspina hanno espresso la loro vicinanza alla Caramanna. Noi non possiamo delegare ad altri quella che è la vita normale di un paese, non è possibile che chi fa bene il suo lavoro e chi cerca di contrastare le mafie su tutte le dimensioni, con il lavoro che ha fatto la procuratrice è stato un pezzo importante, venga minacciata in questo modo all'interno del tribunale, all'interno dei suoi spazi di lavoro. Quindi noi abbiamo chiamato la comunità a partecipare, a solidarizzare con la dottoressa Caramanna. L'estate scorsa, sempre vicino all'ufficio della procuratrice, era stato trovato un altro messaggio di minaccia: devi smetterla di occuparti dei figli degli altri, recitava il testo. Non possiamo che sostenerla in questo momento particolarmente difficile, come lo è tutto il suo lavoro. Lo facciamo ovviamente con la anche quotidianità dell'azione della nostra rete organizzativa. Oggi siamo qui anche per testimoniare l'impegno su un programma che è Liberi di Scegliere, l'opportunità veramente nuova di dare un'alternativa alle famiglie, alle madri, ai figli, alle figlie che provengono da contesti mafiosi. Quindi insieme la giustizia e le organizzazioni devono per forza unirsi per questo medesimo obiettivo. Nuova udienza a Trapani del processo per scambio elettorale politico-mafioso all'ex senatore del PD Nino Papania, che ha partecipato in videoconferenza dal carcere Pagliarelli, dove è rinchiuso. Laura Spanò. C'era anche l'ex senatore del PD Nino Papania a seguire in videoconferenza dal carcere Pagliarelli l'udienza del processo che si tiene davanti al Tribunale di Trapani, che lo vede imputato di voto di scambio politico-mafioso assieme all'ex vice sindaco di Alcamo Gaspare Perricone. Papania assieme a Perricone è in carcere dall'autunno del 2024 perché è coinvolto nel blitz antimafia Irene, che vide arrestate con le accuse di mafia diverse persone tra Alcamo, Calatafimi e Trapani. Un'indagine della polizia che fotografò la dinamicità di un'organizzazione mafiosa non timorosa dell'incalzare dell'azione giudiziaria nel tempo condotta contro Cosa Nostra. Oggi l'udienza è proseguita con la testimonianza di uno dei principali investigatori, il commissario dello SCO Mauro Riccitelli, che ha risposto alle domande del PM Padova, domande poste per evidenziare le dinamiche dell'associazione mafiosa che era dedita ad uno stretto controllo criminale del territorio. A Roma lo chiamavano il mondo di mezzo, dove la mafia si incontrava con la politica e i colletti bianchi. A Trapani alcune indagini su connessioni tra Cosa Nostra e borghesia indussero gli inquirenti che se ne occupavano a parlare di terra di mezzo, dove risiedeva e risiede ancora quell'area grigia fatta di soggetti pronti a dare manforte agli interessi mafiosi. L'indagine a Irena ha svelato una nuova identificazione letterale della consorteria mafiosa, mondo collaterale, e questa la frase finita ascoltata durante le intercettazioni, e a pronunziarla sarebbe stato il personaggio più noto tra gli arrestati, l'ex senatore Nino Papania.
Il futuro incerto di ST Microelectronics a Catania. Si è riunito il direttivo straordinario dell'UGL per fronteggiare i venti di crisi. Mazzeo, siamo preoccupati, ci dice. Sentiamo Tonino De Mana. Un direttivo straordinario dell'UGL per cercare risposte e rompere il muro del silenzio alzato anche dal Ministero. A Catania preoccupa il futuro di STM, alle prese con 2.800 esuberi e con altre 2.200 unità a forte rischio, quanto basta per fare scattare l'ennesimo allarme sociale. Siamo molto preoccupati perché a fronte delle 2.800 unità in uscita che l'azienda ha dichiarato lo scorso 10 aprile durante la riunione che si è svolta al Ministero a Roma presso il MIMT, a queste ne sono state aggiunte altre 2.200 unità che ci sono state convocate, praticamente comunicate solamente attraverso comunicazioni stampa. Noi non abbiamo ricevuto alcuna convocazione, non c'è stato un tavolo ufficiale in cui questo numero ci è stato detto e soprattutto criteri e parametri su come questa scelta avverrà. Nonostante le attese, dal 10 aprile scorso nessuna convocazione è arrivata dal Ministero, lasciando lavoratori e sindacati in un clima di incertezza. Vediamo che i lavoratori all'interno di tutte le aree dello stabilimento, non solo all'interno delle unità produttive, sono in continua fibrillazione, fuga di notizie continue che non lasciano assolutamente sereni né loro né le loro famiglie. Noi dobbiamo fare in modo di rimanere compatti, dobbiamo sindacalmente serrare le fila come si dice e dobbiamo a tutti i costi avere un piano industriale che possa garantire sicuramente il sviluppo aziendale, ma soprattutto la garanzia occupazionale. L'UGL sollecita anche l'intervento della Regione. Una breve sosta per noi, subito dopo gli altri fatti della giornata. Bentornati. Dopo i tragici fatti di cronaca avvenuti a Mister Bianco e a Messina, i riflettori accesi sulla depressione post-partum al Palazzo della Cultura di Catania. È stato un incontro pubblico su disagio sociale e depressione post-partum, il ruolo delle parti sociali, una tavola rotonda per analizzare una condizione psicologica che colpisce sempre più donne. Emanuela Corsi. Tristezza, senso di inadeguatezza, ansia e nei casi più gravi idee suicide o infanticide. La depressione postpartum è una patologia che affligge sempre più donne alle prese con la maternità. E arrivare anche a sintomi di tipo suicida o omicida avviene anche entro un anno dal parto, quindi questo sta a indicare che è un fenomeno che non si controlla in pochi giorni. I recenti casi di cronaca avvenuti in Sicilia, a Mister Bianco dove una bimba di 7 mesi è stata gettata dal terrazzo e a Messina dove una madre si è lanciata dal balcone con la figlioletta di 3 mesi, hanno acceso i riflettori su un disagio sempre più diffuso tra le neomamme. Per questo è fondamentale riconoscere subito i segnali che possono manifestarsi anche durante la gravidanza. È il segnale in cui la donna non è partecipe nell'ambiente e cerca ovviamente di rimanere completamente assente. E quindi, oppure per esempio la donna anziché incrementare il peso lo perde in gravidanza, oppure la donna che non dorme ed è inquieta. Non c'è una fascia di popolazione privilegiata tra virgolette nel senso buono del termine che è più a rischio, ma trasversalmente qualsiasi donna può trovarsi in una condizione di svantaggio emotivo ma anche sociale. Prevenzione, sostegno familiare e sanitario sono fondamentali per aiutare le mamme a vivere serenamente la propria maternità. Se non si tiene conto del puzzle non riusciremo a comprendere pienamente come si manifesta, da dove deriva e quali sono le categorie più a rischio. E ora voltiamo pagina. Da Cireale esplode l'estate con un ricco cartellone di eventi che è stato presentato stamattina. Tra musica, cultura e spettacoli si comincia proprio domani. Eva Spampinato. A Cireale si prepara a vivere un'estate ricchissima di eventi. Musica, cultura, spettacoli e mercatini animeranno centro storico e frazioni coinvolgendo cittadini e turisti. Si parte già domani, sabato 21 giugno, giorno del solstizio d'estate con la festa della musica. All'alba, alle 5 del mattino, nella suggestiva cornice di Villa Belvedere, Eleonora Bordonaro si esibirà con il trio Muoviti Ferma Back Home. Ma non sarà l'unica. Si esibiranno gli Acoustic Vibes and Orchestra con musiche provenienti da tutto il mondo e lanceremo un messaggio di integrazione e di inclusività, soprattutto un messaggio di pace che poi si esalterà ancora di più il 30 di luglio con il concerto di Noah, cantante israeliana. E poi finiremo con Ron ancora lanciando un altro messaggio sociale importante. Nel weekend la Fondazione del Carnevale proporrà un'opera di arte effimera con l'associazione Coriandolari
serata. Una 10 giorni ricca di carri non solo in cartapesta, non solo della città di Acireale, ma carri in cartapesta che arrivino da Viareggio, che arrivano da Putignano, che arrivano da Sciacca, insomma un incontro tra i carnevali di tutta Italia. E poi spazio anche alla cultura, tra gli ospiti Aldo Cazzullo che presenta il suo ultimo libro. Il cartellone è stato presentato oggi a Palazzo di Città alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo e degli assessori del comune di Acireale. Non solo proposti dal comune di Acireale, ma anche dalle due fondazioni che ringrazio, Fondazione Bellini e dalla Fondazione del Carnevale. La sicurezza alimentare è l'argomento del focus di oggi, subito dopo il nostro telegiornale. Cosa arriva nelle nostre tavole? Si susseguono i controlli dei veterinari dell'ASP di Catania e i sequestri anche di pesce, carne, alimenti di largo consumo come latte, formaggi, uova non sicuri. Adelaide Barbagallo ne parlerà con il dottore Antonio Giuliano, dirigente del Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania, e con il direttore del Banco Alimentare della Sicilia, Domenico Messina. L'appuntamento, come detto, è fra pochissimo alle 14:30, subito dopo il nostro telegiornale. Potete inviare anche dei messaggi con vostre domande alla 342 745 5005 e la trasmissione è visibile anche in streaming sul sito siciliaweb.it. Ci fermiamo, breve sosta e poi torniamo con la pagina sportiva, il calciomercato, i preparativi per il calciomercato. Pagina sportiva adesso, ormai imminente l'apertura del calciomercato, scatta ufficialmente il 1° luglio, ma le formazioni siciliane, a cominciare dal Palermo, già seguono alcune piste, cominciano ad aprire alcune trattative. Attivissimo il Palermo con Pippo Inzaghi, che già ha dato le sue indicazioni. Si lavora anche a Catania per rinforzare il centrocampo, ma intanto a Trapani c'è attesa oggi per l'udienza d'appello per provare a ridurre la penalizzazione. Sentiamo il servizio. Sono 3 gli obiettivi che il Palermo segue sul mercato, confidando di metterli a disposizione del tecnico Filippo Inzaghi già dal ritiro in Valle d'Aosta. Il primo è quello del trequartista Antonio Palombo del Modena, la trattativa è in fase avanzata, quindi per la difesa attenzione a Tommaso Augello, sotto contratto con il Cagliari, con cui si discute anche di Nicolas Viola. Poi si proverà a riportare il rosanero Audero, rientrato per fine prestito dal Como. A Catania ha chiuso il capitolo legato alla riorganizzazione dirigenziale, adesso è il tempo di concentrarsi sulla squadra e sul calciomercato ed è quindi il momento del nuovo direttore sportivo Ivano Pastore, che sta cercando di mettere a segno quei colpi che Mimmo Toscano ha chiesto per rinforzare la rosa. Il dialogo aperto è quello col Padova, neopromosso in B, i nomi Lorenzo Crisedi, che 32enne, e Nicolo Bianchi, 33 anni, che andrebbero ad occupare tasseti importanti nel centrocampo rossazzurro. Nomi questi che vanno ad aggiungersi a Barone dell'Ascoli, Capomaggio Russo del Cerignola, tutti sotto la lente del DS Etneo, che deve risolvere anche alcune situazioni. Dal Monte, Del Fabbri e De Paoli non saranno riscattati, in uscita ci sono De Rose e Sturaro, Cianci potrebbe essere riscattato dalla Ternana, su Cicerelli c'è l'Arezzo, su Montalto invece l'interesse di alcune società di Serie D. A Siracusa si attende il rientro previsto per lunedì prossimo del tecnico Marco Turati e il vertice con la società per stabilire le mosse sul mercato. Si lavora intanto al prolungamento del difensore argentino Sus. A Trapani l'attenzione è puntata più che altro sull'udienza d'appello della Corte federale contro la penalizzazione di 8 punti per il caso dei crediti d'imposta, che rischia di segnare profondamente la prossima stagione, con i Granata che potrebbero trovarsi costretti a partire con un pesante handicap. Il responso dovrebbe arrivare nel corso della giornata di oggi. È tutto, ci fermiamo qui, ovviamente aggiornamenti anche sulla penalizzazione al Trapani da parte della Corte d'Appello federale nel corso dell'edizione delle 19 del nostro telegiornale. Grazie, auguro a tutti la buona giornata.